Eleonora, arriva un'altra vittoria, l'ottava consecutiva, una vittoria per 6-1, sulla carta sembrava facile, però il Tavagnacco aveva fermato anche la Ternana. Ti chiedo subito un giudizio sulla partita. Beh, sicuramente dovevamo affrontare una squadra ostica, l'abbiamo visto, anche il punteggio con la Ternana ci ha permesso comunque di affrontare questa partita senza prenderla sotto gamba. Per noi ogni domenica è una finale. È stata una partita tosta, abbiamo avuto tante occasioni, potevamo anche finalizzare meglio, ma sono veramente fiera del percorso che sta facendo questa squadra. Senti, vado dritto al punto. Contro il Tavagnacco l'andata ti sei dovuta fermare per un infortunio, oggi hai trovato addirittura una doppietta. Ci racconti in due parole che emozione è? Sì, cioè, mi vengono ancora i brividi quando ho visto quella palla entrare e ringrazio il mister, ringrazio lo staff per avermi permesso di battere questo rigore. Ho visto quella palla entrare, è stata emozione forte. So quello che ho passato in questi 3 mesi di infortunio, è capitato proprio all'andata contro il Tavagnacco e per me contribuire alla vittoria della squadra oggi è importante. Grazie. A voi. Isabel, arriva una sconfitta ancora contro però la prima della classe, la Lazio. Ti chiedo però un giudizio sulla tua prestazione. Hai siglato un gol, un bel gol, prima ne hai fallito un altro. Sei più contenta per aver comunque trovato la rete o per un po' di rammarico comunque per quell'occasione fallita? Indubbiamente un po' di rammarico c'è, perché sarebbe stato l'1-1 anticipato e quindi possibilmente il 2-1, quindi probabilmente avrebbe anche cambiato la partita. Il rammarico c'è, per un attaccante sbagliare un gol è sempre qualcosa che rimane lì e non va via. Ovvio, aver fatto una rete comunque è del positivo, abbiamo portato comunque sull'1-1 momentaneo, quindi qualcosa di buono è stato, ovvio. Sicuramente per la salvezza c'è da fare molto di più. Quanto sono importanti queste partite per una squadra che lotta per la salvezza, al di là del risultato, nel proprio percorso di crescita? Indubbiamente valgono tanto, di sicuro non sono i punti con la prima in classifica che fanno la differenza poi sostanziale nella lotta alla salvezza, ma di sicuro fa tanto nella crescita, nell'intensità della partita, del passaggio, perché giocare contro squadre come la Lazio che lottano per andare in A ovviamente permette anche a noi che lottiamo nelle parti più basse di alzare l'intensità e il livello. Grazie. A voi. Melanie, vittoria importante contro il Tavagnacco, ottava di fila. Ti chiedo quanto è stato importante trovare subito il 2-1 dopo il momentaneo pareggio. È stato molto importante perché abbiamo dormito un secondo, il Tavagnacco ha segnato e siamo partiti forte, non abbiamo sottovalutato la partita e abbiamo ritrovato il secondo gol subito dopo, che è stato molto importante. Poi abbiamo sfruttato diverse occasioni e hanno dato la differenza reti. E ti chiedo anche il tuo primo gol, ma anche il tuo primo assist in questa stagione. Quanto sei felice e soprattutto cosa credi di poter dare alla squadra da qui alla fine del campionato? Sono molto felice sia per il gol che per l'assist e penso che posso dare ancora tanto a questa squadra, posso dimostrare e quando sempre mi viene data l'opportunità io mi faccio trovare pronta. Grazie. Grazie a voi. Mister, calendario molto complicato, arriva una sconfitta contro la Lazio, ovviamente la prima della classe. Le chiedo però un giudizio sul primo tempo, sul primo quarto d'ora. La squadra comunque non ha rinunciato a giocare, ha avuto prima del pareggio un'occasione importante, insomma è soddisfatto un po' della prestazione delle sue ragazze? Sì, di questi aspetti sono soddisfatto. Noi abbiamo raggiunto il pareggio e avevamo creato poi i presupposti che avevamo preparato poi in allenamento per cercare di mettere un po' in difficoltà una grande squadra che veramente gioca un altro campionato e devo comunque dire è una squadra veramente forte sotto tutti i profili. Per cui quello che potevamo fare l'abbiamo fatto e anzi sono contento perché abbiamo interpretato la partita cercando di migliorarci, di metterci alla prova anche su cose che non sono solo strettamente difensive. Ecco, adesso affronterete il Parma, un'altra partita complicata, però dopo nel finale c'è un po' di scontri diretti. Le chiedo, la salvezza sicuramente è un traguardo complicato, però qual è l'obiettivo di questa squadra al di là della proprio matematica salvezza? Ma noi in spogliatoio ci eravamo già dette che guardavamo giorno per giorno, momento per momento e alla fine tiriamo le somme.
Vogliamo comunque affrontare ogni partita a testa alta e chiaramente farci poi trovare pronte nel caso di qualche scivolone delle nostre dirette concorrenti. Grazie mister. A voi.